Sono preoccupanti le condizioni di 3 uomini e una donna tra i 70 e gli 80 anni ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Domenica scorsa avevano vissuto insieme una giornata di festa, le nozze d'oro celebrate in un ristorante dei Colli. Qui si è sviluppato il focolaio che ha colpito in modo grave le 4 persone tutte vaccinate, un quadro clinico peggiorato in modo rapido in loro, tanto che dopo il ricovero si sono aperte le porte della terapia intensiva. Nessuna notizia dettagliata filtra dall'azienda ospedaliera che ha confermato sia i ricoveri sia la vaccinazione delle 4 persone. I campioni delle loro analisi sono già stati avviati ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per il sequenziamento, attivata anche l'ULSS 6 Euganea che sta conducendo l'indagine epidemiologica tra i contatti dei 4 pazienti ricoverati. Dai sanitari con forza ritorna l'invito alla prudenza e al rispetto delle norme di distanziamento sociale, soprattutto in caso di potenziali assembramenti.